La serranda abbassata, la scritta chiuso per lutto, per terra i fiori. Non ce l'ha fatta Khalid El Gaboubi, ristoratore di 57 anni travolto da un'auto domenica sera mentre stava attraversando a piedi sulle strisce via Borgo Pieve, a 2 passi dal centro di Castelfranco Veneto. Stava rientrando nel suo locale quando è arrivata una Yaris condotta da un 22enne. Un impatto tremendo, il corpo del 57enne era stato sbalzato a metri di distanza. In condizioni disperate era stato portato con l'eliambulanza al Cafoncello di Treviso, dove è espirato dopo giorni di agonia. Oggi Borgo Pieve è scosso dal dolore per la perdita di una persona che tutti definiscono splendida. Tutti conosceva qua, bravo persona, è da tanti anni che sei qui e mi dispiace. Ancora un shock, non capisco, non mi credo ancora perché prima di accidenti di una mezz'ora ho visto, sono chiacchierato con lui di qua e di là, dicevo dove vai? Lui dice tra un pochino vado in vacanza a Marocco, a mio paese, per fare una bella pausetta lì, vedere il genitore, famiglia, tutto quanto. E una mezz'ora ho sentito un mio collega che diceva vieni Khalid, hai già fatto un accidente. Anche dalla sindaca Maria Ghimentone è arrivato il cordoglio alla famiglia di El Gaboubi. Andrò anche a trovare la famiglia, credo che sia importante che ci sentiamo uniti intorno a questa triste vicenda che coinvolge e ci interroga anche su quella che è la sicurezza stradale che deve trovare anche una risposta da parte nostra.